Ed eccoci in questo studio ideale a Bastioni San Marco per parlare di questo record della salamella. Siamo con Rudy Milani, un allevatore di maiali qui della zona del Trevigiano, consigliere del Gran Suino Padano, che è un consorzio che promuove ovviamente la suinicoltura italiana con un progetto del tutto particolare. Ce ne può parlare, Milani? Sì, in pratica il consorzio del Gran Suino Padano si occupa di promuovere la carne che viene ottenuta da un suino maturo, più maturo rispetto a quello che di solito si consuma nelle macellerie europee e mondiali. Suino caratterizzato da valori nutrizionali migliori, ottenuti frutto di una cultura e di una tradizione territoriale non solo trevigiana, ma praticamente della regione padana d'Italia, che conferisce al prodotto un'ottima qualità. E lei è qui oggi perché questo record di 7.000 metri di salamella è realizzato esclusivamente con questa carne, quella del Gran Suino Padano. Beh, penso che la giornata sia magnifica. Un trionfo. Il nostro presidente Ugo Sassi della Sassi Fratelli ha consegnato circa una quarantina di quintali di carne per poter portare a termine questa impresa, e per noi è una soddisfazione vedere così tanta gente che si impegna per un qualcosa di così benefico e a favore di tutti, e per noi esserne degli attori e dei contribuenti in modo particolare. Certamente, ma e poi c'è il fatto che questo Guinness dei primati vede all'opera 40 macellai da tutta Italia, un modo anche per sensibilizzare i macellai a proporre Gran Suino Padano. Assolutamente, assolutamente. La carne del Gran Suino Padano ha bisogno di essere pubblicizzata, anche perché è un consorzio che è nato da poco, è ancora un bambino che noi stiamo cullando, stiamo cercando di far crescere, speriamo dia dei buoni frutti. E vedremo allora tra poco, dopo questo servizio di cronache trevigiane, se questo record è stato raggiunto. La ringrazio, grazie a questo consorzio, e ci rivediamo tra poco. Pasticceria 300, Pasticceria Lo Scrigno Magico, Pasticceria Treviso, Pasticceria Max e Pasticceria Ardizzoni, tutte a Treviso. Pasticceria Antico Forno a Cimadolmo, Pasticceria Cuzzuol a San Beniamiano, Pasticceria La Dolce Vita a Semonzo del Grappa e Pasticceria Mauro a Vedelago. Cosa hanno in comune? Almeno due cose importanti. Sono tutte associate a Confartigianato marca trevigiana e soprattutto protagoniste dell'invenzione del nuovo dolce a radicchio di Treviso IGP, che si chiama Segno. Come segno del nostro territorio, segno dell'amore di questi pasticceri per il loro mestiere, segno straordinario che vuole essere lasciato a chi ha la fortuna di degustare questo dolce. Sentiamo cosa ne pensa Vendemiano Sartor, assessore di Regione Veneto. Un segno dell'eccellenza, della creatività artigiana, ma che va anche nel collegamento al territorio. Quindi questo può essere preso, questo dolce, come un segno non solo dell'eccellenza, ma anche come un segno di come devono essere organizzate le filiere tra chi produce nel mondo dell'agricoltura, chi trasforma nel mondo dell'artigianato e anche vende. Credo che possa essere un esempio per tante altre attività, soprattutto in un momento di difficoltà. Le mettiamole anche come terzo segno, può essere anche quello della volontà delle nostre imprese, che siano esse del mondo agricolo, sia del mondo artigiano, del mondo produttivo in genere, di uscire dalla crisi anche attraverso un innalzamento della qualità e un innalzamento anche del valore dei nostri prodotti. Un dolce quindi che è un vero piano di marketing territoriale, esprimendo ingredienti esclusivamente di casa nostra. Sentiamo Alessandro Ardizzoni, presidente dei pasticceri di Confartigianato, se ci regala la ricetta. Beh, oddio, la ricetta proprio tutta no, però gli ingredienti sì. Chiaramente ci sono uova, c'è burro, c'è zucchero, c'è farina di polenta gialla, c'è miele del Montello, c'è tanto lavoro da parte nostra, una sapiente miscelazione. Oltretutto chiaramente c'è questa composta al radicchio di Treviso IGP che la farcisce. Diciamo che è un dolce morbido che però mantiene la sua freschezza nel tempo. Ma ciò che si valuta positivamente è anche questa aggregazione di imprese pasticcere, che per il presidente Mario Pozza sono un esempio da seguire. Un'aggregazione che vede 10 imprese, erano 25, sono rimasti in 10, hanno creduto in un prodotto, nella loro autonomia, nella loro realtà aziendale, si sono messi assieme per sviluppare il segno. Questo credo sia motivo di orgoglio e soprattutto un cambio di tendenza per quanto riguarda il mondo della piccola impresa, che sappiamo è restio a mettersi assieme.
Ed è un segno, questo dolce che Confartigianato, che questi pasticceri volevano dare all'esterno anche dei confini trevigiani. Sì, è un segno chiaro e forte. Veniamo da un convegno sabato pomeriggio dove il ministro Sacconi ha detto ci vuole un altro Marco Polo. Questo è proprio il primo segnale che la nostra organizzazione vuole dare, una ricerca di innovazione, di prodotti di qualità e dei maestri artigiani che hanno la loro capacità, la loro ricchezza proprio nell'espressione di questo prodotto. Presidente Ardizzoni, dall'1 al 10 quanto cuore ha questo dolce, il cuore dei pasticceri? Beh, per questi 3 anni direi 11. E rientriamo in questo studio ideale per dire allora se questo record è stato raggiunto, il record della salamella più lunga del mondo, con Bruno Bassetto ed Enzo Iacchetti. Allora, com'è andata, Enzo? Ma ho visto una cosa mai vista e neanche immaginata nella mia vita. Il merito è di quest'uomo, ma anche di tutti i macellai che lo hanno aiutato. Bruno in questo momento non sa più se è in piedi o se è stanco o morto, però è felice, è commosso e credo che tu abbia raggiunto un grande risultato. Fai beneficenza, fai un buon cibo. E io credo che tu debba essere orgoglioso di quello che hai fatto. Sì, veramente sono felicissimo, emozionato, come dicevi te, stanco, però diciamo una cosa così non avrei aspettato da tutto questo pubblico. Ultimi 2 metri! Attenzione! Attenzione! Facciamo il classico! Oh! Dai che va! La salamella centimetro su 100! 40 centimetri alla fine! 30 centimetri! Allora! Ringraziamo tutti quanti, in primis Luca Pinzi. Trevigiani ringraziamo. Beh, certamente, ma tu Luca sei stato un grande, veramente, non perché sei qui presente, ma sei stato la colonna portante anche nei miei momenti più tristi, diciamo così, di abbattimento, ecco. Per cui grazie Luca, grazie ai trevigiani, grazie alle istituzioni, grazie ai sponsor, grazie a tutti veramente. Allora grazie Enzo Iacchetti, a Moreno Morello, a Bruno Bassetto. Noi ci fermiamo qui, un po' di pubblicità e cambiamo pagina. Caseus Veneti 2009.